Benvenuti alla lezione di tecnica numero 7. E allora abbiamo aperto il nostro manuale alla seconda sezione, appunto tecnica, e dopo la pagina dedicata agli esercizi dal numero 3 al numero 8, in cui quindi abbiamo analizzato le varie combinazioni fermandoci e insistendo quindi su un dito per volta, adesso con il numero 9 passiamo a combinazioni un po' miste. Quindi inizialmente vedete che abbiamo due battute con il segno di ripetizione, quindi bisogna ripetere questa sezione di due battute, due misure. Poi abbiamo una seconda sezione da ripetere, abbiamo i segni di ritornello con i puntini all'interno delle due battute, quindi da ripetere la terza e la quarta più volte, e infine la terza sezione, altre due battute, sempre con i segni di ritornello, e poi si finisce con una semibreve quando ormai si ritiene di aver assimilato bene tutte le articolazioni. Allora, in effetti osserviamo, le prime due battute si concentrano sulla combinazione di due dita, quindi dal pollice all'indice, dal medio all'anulare, al ritorno dal mignolo all'anulare, dal medio all'indice e così da capo. La seconda sezione invece è su tre dita, pollice, indice, medio, poi indice, medio, medio, anulare, mignolo, anulare, medio, indice, medio, indice e pollice da capo, si ripete. E poi la quarta sezione, prima su 4 note, ma poi anche in conclusione su 5 dita, quindi 5 note. Quindi dal pollice all'anulare, poi dall'indice al mignolo, si ritorna indietro, anulare, pollice e mignolo, indice, poi concludere con il pollice. Quindi a questo punto, dopo aver raggiunto una discreta velocità con i numeri dal numero 3 al numero 8, si passa al numero 9, abbandonando questi numeri precedenti, tranne il caso in cui ci si rende conto che qualche combinazione ancora non è proprio ottimale, oppure via via che si accelera si può perdere il controllo e quindi si può ritornare sul numero dedicato alle combinazioni sul dito che avete pensato, non controllare nella maniera ottimale. E allora adesso quindi anche col numero 9 cerchiamo una velocità che sia giusta, che derivi da quelle delle velocità fatte sui numeri precedenti, e quindi di là si passa avanti. Allora adesso vi mostro le articolazioni, vi eseguo il numero 9 con le ripetizioni, però ripeto una volta, voi potete ripetere anche più volte, e poi completo l'esecuzione. Osserviamo. E allora, come potete osservare, sono tutte crome, noi comunque eseguiremo una nota al bip. Bene, allora fate molta attenzione al pollice sempre fermo sui tasti, l'indice da solo, quindi proprio all'applicazione di tutte le combinazioni che abbiamo già applicato, quindi che abbiamo già visto, analizzato sulla serie di esercizi precedenti con le combinazioni appunto delle dita. Poi mi raccomando a un uso molto attento anche del metronomo, quindi non fate subito velocità, non andate a velocità che non vi consentono di controllare tutto. Partite più lentamente. Vi ricordo che per quelli che hanno il metronomo a corda, quindi con l'asticella, le velocità sono già indicate, altrimenti per quelli che hanno il metronomo digitale
da 40 a 60 avanzate di 2 punti, da 60 a 72 di 3 punti, da 72 a 120 di 4, da 120 a 144 di 6 e da 144 in poi di 8, però queste insomma sono velocità molto limite, anche perché poi a un certo punto conviene cambiare, dimezzare la velocità, quindi con la figura di riferimento che valga il doppio, insomma poi sono cose che vedremo. Allora mi raccomando quindi l'applicazione gradualmente, pollice avete visto sempre rilassato, indice da solo, altre dita che accompagnano le articolazioni come abbiamo visto quindi nella pagina precedente, con calma nelle settimane. Questo è un esercizio, il numero 9, che vi accompagnerà per molte lezioni, per molte settimane, nei mesi, anche perché poi più avanti verrà eseguito anche in altre tonalità che vi indicherò, proprio come allenamento, oltre che alle scale, agli arpeggi, cose che insomma vedremo più là. Bene, anche per oggi è tutto, io vi ringrazio per avermi di nuovo prestato la vostra attenzione e vi auguro ancora un buono studio e una buona musica. Ciao!